Assessore, qual è l'importanza di valorizzare i patrimoni UNESCO in tutti i modi possibili? Abbiamo visto oggi un modo che è quello della fotografia. Sì, l'UNESCO, oltre che a valorizzare, a tutelare un patrimonio imprescindibile, insomma abbiamo 9 siti UNESCO nel Veneto, in questo caso questa mattina abbiamo ad esempio parlato delle colline del Prosecco. Sono dei siti dalle grandissime potenzialità e lo stanno dimostrando, ma che devono essere comunicati, quindi comunicati con le immagini, comunicati via social, comunicati sulle TV, quindi a 360 gradi la comunicazione consente di sfruttare appieno questa finestra aperta sul mondo che può portare sia a valorizzare il bene di per sé, ma anche i prodotti in questi territori. Pensiamo a prodotti DOC, di OCG, IGT, quindi tutte le produzioni tipiche di questi siti, anche quindi leghiamo le produzioni al bene da tutelare, al bene in un caso architettonico, ambientale o monumentale che sia, o anche immateriale. Da pochi giorni la cucina italiana poi è stata nominata anche come patrimonio dell'UNESCO immateriale, quindi tutto si lega assieme verso questo grandissimo patrimonio che dà identità anche a questo nostro grande Veneto.